Il fatto che il Ministero ha riconosciuto nella Regione del Veneto la Regione capofila per utilizzare il nuovo libretto formativo, che sarà quell'accompagnamento utile nella nuova gestione degli ammortizzatori sociali per seguire il lavoratore, non solo sotto l'aspetto retributivo ma anche formativo. Lo faremo in sintonia con una provincia capofila proprio perché si tratta di una sperimentazione piuttosto ardita e lo faremo con la provincia di Vicenza. Si tratta quindi di uno strumento che seguirà ciascun lavoratore, sia sotto l'aspetto del conferimento di quelle che saranno la parte legata alle politiche passive, per meglio dire gli ammortizzatori sociali in termini di aiuti al reddito, e dall'altra per quanto concerne le politiche attive, cioè la parte formativa per riuscire a ricollocare nel più breve tempo possibile questo lavoratore. Sono strumenti che danno un senso alle parole, non lasceremo solo nessuno che ha voluto utilizzare Silvio Berlusconi nel momento in cui abbiamo parlato di nuovi ammortizzatori. E la cosa che ci rende particolarmente soddisfatti è il fatto che la nostra regione, che è riuscita per prima a siglare degli accordi con le parti sociali, sindacati e datori di lavoro, troverà con questo strumento la possibilità di aiutare ciascun lavoratore nel riuscire a sopportare questo momento difficile.